Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, mercoledì 22 marzo. In riferimento all'incidente che c'è stato martedì mattina sul ponte del Brenta, dove una signora in bicicletta è rimasta coinvolta, definita a Mestre in prognosi riservata, il presidente di Gebis, Chioggia Spiagge, il Gianni Bosco Moretto, e Leonardo Ranieri, presidente di Cisa Camping, hanno inviato una nota sulla mancanza di piste ciclabili. Boscolo Moretto. Purtroppo anche oggi la cronaca registra un grave incidente sul ponte sul Brenta, dove è rimasta coinvolta una signora che percorreva il tratto in bicicletta. Quanto successo non può non indurci a una riflessione. Il nostro territorio è in grave ritardo sulla realizzazione di percorsi ciclabili. Sappiamo che il primo tratto veneto della ciclovia Vento-Venezia-Torino, che collega Loreo a Chioggia, è stato appaltato per 2.200.000 euro, di cui 150.000 euro stanziati dalla regione. È mai possibile che non si riescano a trovare le risorse per fare 150 metri di ciclabile sul tratto del Brenta, per mettere finalmente in sicurezza anche i ciclisti? Continuiamo a parlare di turismo lento, di allungamento della stagionalità, di fare sistema con le altre località a sud, ma nei fatti un ciclista per spostarsi da Sottomarina a Isola Verde deve rischiare la vita. La verità è che non abbiamo percorsi ciclabili sicuri in città, dove esistono solo tronconi di piste ciclabili e non abbiamo collegamenti con le ciclovie importanti fuori città. Bellissimo progettare un vertiporto per i collegamenti del futuro, ma dobbiamo prima e subito dotarci delle infrastrutture di base con scelte rapide e coraggiose, che dimostrino più attenzione per il territorio, più attenzione per i residenti e più attenzione per il turismo. Ranieri, ancora una volta siamo a commentare un evento tragico, è tempo di fare scelte e progetti non più derogabili. Siamo una città che è servita da un'arteria tra le più pericolose e mortali in Italia, per le caratteristiche geomorfologiche. Chioggia dovrebbe fondare la propria mobilità sulla ciclabilità, invece su questo tema non sono mai state fatte scelte coraggiose. Soprattutto nel collegamento con Isola Verde, le frazioni e il delta del Po siamo in grave ritardo. I nostri cittadini, le nostre famiglie, i nostri ospiti chiedono da anni interventi sulla mobilità sostenibile e a tempo che arrivino le risposte. Sono stati spesi 10 anni di studi ed analisi per giungere alla stesura di questa grammatica chioggiotta, realizzata dal nostro concittadino Renzo Cremona, e ora il volume, edito dalla casa editrice Leggio, sarà presentato alla città sabato prossimo 25 marzo alle ore 17 all'Auditorium San Nicolò, durante un incontro organizzato dalla Proloco Chioggia Sottomarina, dalla Regione Veneto e dalla città di Chioggia. Il dialetto chioggiotto, al pari di una lingua antica, è stato analizzato in modo rigoroso e scientifico. L'autore, esperto assoluto nella lingua chiogiotta, ha esaminato la lingua attuale e quella parlata un tempo, proponendo ora anche un sistema di trascrizione denominata ortografia clodiense unificata, OCU, un lavoro scientifico pensato per la cittadinanza di Chioggia per renderla più consapevole della ricchezza e della complessità di questo dialetto, espressione degna al pari di qualsiasi lingua. Secondo l'assessore alla cultura Zennaro, dalla lingua di un popolo si imparano usi e costumi e concepire una grammatica significa rendere quella lingua eterna. Soddisfatta anche la Proloco, che sottolinea l'importante passaggio che viene fatto da dialetto a lingua per l'idioma clodiense, grazie a quest'opera che ne amplia la comprensione.
Ieri, 21 marzo, a Palazzo Grassi a Chioggia, davanti a un folto pubblico, si è tenuta la prima giornata mondiale della poesia Città di Chioggia, organizzata dal gruppo Poeti Città di Chioggia, evento patrocinato dall'amministrazione comunale, assessorato alla cultura. Presenti per l'ente il sindaco Mauro Armelau e l'assessore alla cultura Elena Zennaro, i quali hanno voluto dare entrambi il giusto risalto al gruppo, che esalta la città di Chioggia con le loro importanti iniziative a valorizzare la cultura anche locale nelle poesie dialettali. Per l'assessore Zennaro la comunicazione è un punto focale, immediato quindi il sillogismo comunicazione, parola, poesia, ma è importante il dare sviluppo ai temi seguendo il trend della gentilezza e, come afferma Zennaro, nulla eguaglia la poesia nell'esprimere i sentimenti. Iniziativa ritenuta importante, per la quale il Comune ha voluto fare la sua parte, vedendo il potenziale di questa associazione e le qualità positive sulle quali tale manifestazione poggia. Prima della declamazione delle poesie sono intervenuti due relatori d'eccezione, il professor Luciano Bellemo e il professor Ugo Pavanato. Tantissimi poeti, sia appartenenti al gruppo sia intervenuti estemporaneamente, molte le poesie libere, ma molte quelle legate al tema della manifestazione, e quindi l'interpretare, il guardare, il trarre ispirazione dalle opere di due rinomati artisti locali, Dino Memmo e Giampiero Baldin. Nell'occasione è stata presentata la raccolta Artistiche Emozioni, uno scrigno in cui sono racchiusi i componimenti dei poeti del gruppo. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Praticamente non c'è giorno che non si parli di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un sistema, un software in pratica che riesce con tutta una serie di calcoli a essere utilizzato per, tra virgolette, delle risposte automatiche, detta in maniera molto sintetica. E più questo sistema, diciamo, di algoritmi diventa complesso e maggiormente, diciamo, stanno trovando dei maggiori utilizzi. Per esempio, hanno scoperto che utilizzando l'intelligenza artificiale AI, Artificial Intelligence, non so se la pronuncia va bene, per esempio le ecografie per quanto riguarda le analisi, mentre l'essere umano, il medico, riesce a vedere eventuali malattie, diciamo, fino a una certa percentuale di sicurezza, con l'intelligenza artificiale invece questa percentuale cresce in maniera esponenziale. Sul New York Times è stato pubblicato proprio in queste ore un articolo in cui ha dimostrato che con l'intelligenza artificiale hanno rilevato tutti i vari passaggi del famoso pallone cinese che gli americani accusano i cinesi di aver utilizzato per fini spionistici praticamente. Allora presumo che, come tutti, ritenevamo che i palloni, se vengono rilasciati nell'atmosfera, non sono manovrabili, e invece grazie anche appunto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che ha praticamente selezionato migliaia di immagini dei satelliti, è riuscito a recuperare tutti i vari passaggi del satellite del pallone, scusate, partito dalla Cina e poi arrivato fino agli Stati Uniti, e si è scoperto che in realtà era manovrabile, ovviamente fino a un certo punto, perché riusciva a cambiare altezza. Siccome i venti atmosferici più vanno in altitudine e più cambiano, quindi in certi momenti volava più alto, più basso, e quindi evidentemente c'era un meccanismo che riusciva probabilmente a far uscire il gas per farlo scendere, e un altro meccanismo che riusciva a pompare il gas per farlo salire. Quindi con questo sistema, praticamente con l'intelligenza artificiale, sono riusciti a rilevare, diciamo, questa utilizzo del satellite era utilizzato per fini spionistici, era utilizzato per fini meteorologici, noi adesso non lo sappiamo. L'America ha accusato di spionaggio la Cina, e i cinesi invece continuano a rispondere che invece era un pallone utilizzato per, diciamo, sfuggito di rotta, utilizzato per fini meteorologici.
Di questo articolo quello che diciamo che è interessante è fino a che punto può arrivare l'utilizzo di queste nuove tecnologie che stanno diventando sempre più importanti per la nostra vita quotidiana. Non solo quello per, diciamo, per scoprire i satelliti, i palloni spia, ma anche quello, dicevo prima, per esempio quello delle analisi mediche, perché appunto mentre un essere umano magari non si accorge di una certa sfumatura su un esame di un'ecografia, un computer riesce a farlo in maniera molto più precisa. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. La sede della Regione del Veneto a Bruxelles è stata scelta da Eat Food per ospitare alla presenza del ministro Lollobrigida l'incontro sull'agroalimentare italiano con i professionisti del settore. Lo ha affermato con orgoglio l'assessore Caner. Sono ben 89 i prodotti DOP e IGP veneti, regione tra le più incisive in quest'ambito. L'occasione per sottolineare l'importanza dell'enogastronomico veneto si è presentata a Bruxelles con l'incontro organizzato da Eat Food, un innovativo network dell'agri-food italiano che rappresenta i professionisti italiani nel settore agroalimentare. All'evento erano presenti più di 80 stakeholders del comparto agroalimentare italiano, oltre a diversi rappresentanti della Commissione europea, del Parlamento europeo e delle regioni italiane. Al ministro Lollobrigida e al rappresentante permanente aggiunto dell'Italia all'Unione Europea Verrecchia. Il network è stato fondato lo scorso anno proprio a Bruxelles, ha aggiunto Caner, e si conferma come evento di alto livello in campo agroalimentare, capace di creare sinergie nuove grazie al confronto con le più qualificate professionalità, incentrato sulle peculiarità italiane e venete con un impegno per la tutela e valorizzazione delle produzioni del Made in Italy e Made in Veneto, un patrimonio unico nel panorama europeo e internazionale. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 22 marzo, è la Star Pharma in via Madonna Marina, Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio, alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, a breve anche in libreria. Ciao a tutti!